Dopo la prima sconfitta stagionale per 3-2 nell'infrasettimanale a Perugia, l'Imoco Volli-Conigliano torna a casa per la prima volta dopo il mondiale, ricevendo la Reale Mutuo Fenerachieri, reduce dalla grande vittoria sul campo di Nova. Coach Santarelli, in questo periodo, continua a ruotare le sue pedine, schierando oggi in campo la diagonale Volos-Gonu, Hill Sorokaite in banda, De Craifog-Ogbogu al centro, con libero Modica De Gennaro. Risponde coach Giulio Cesare Bregoli con la diagonale Polter-Grobelna, Guerra Edenwright Ali, con quest'ultima che proprio oggi festeggiava il compleanno, Rolfsen ed Acrari al centro e De Bortoli, ex Sandonà, libero. Il pubblico, accorso in massa al Palaverde per la partita e per l'appendice speciale con la festa per il titolo iridato che seguirà il match, nel primo set assiste ad un inizio con qualche errore da entrambe le parti e Chieri più lesta ad approfittarne per allungare 5-8. Con le battute di una Sorokaite in grande crescita e di muri di Egonu ed Ogbogu, l'Imoco risale e con un bel break di 8-2 avanza fino al 13-10. Nonostante Grobelna non sia efficace in attacco, 0-9 nel primo set, Chieri ha la forza di rientrare con Perinelli ed Enright fino al 14 pari. Poi però si scatenano le Pantere, che prendono ritmo e trovano soluzioni vincenti con Egonu, 6 punti, e Sorokaite, aiutate da una splendida Chiaka Ogbogu, 5 punti nel primo set. Le Pantere dettano legge fino al 25-19, che chiude il primo parziale. Nel secondo set l'equilibrio è solo nella prima fase iniziale, 8-6, prima che i muri di Chiaka Ogbogu scavino il solco, 13-8. Il ritmo impresso alla gara da De Gennaro e compagnia è notevolissimo. La Reale Mutuo Chieri non può resistere anche se Grobelna inizia a mettere a terra qualche pallone. Sorokaite mette a ferro e fuoco la ricezione ospite e Conigliano scappa sempre più lontana fino al 17-9. Un sussulto al centro con Acrari, la migliore delle sue, riporta Chieri a distanza accettabile, 18-12, ma l'Imoco torna a spingere con difesa e i punti di De Craif, sia muro che in battuta, 13 alla fine con 3 muri vincenti. 25-16 e l'Imoco comanda le operazioni sul 2-0. Nel terzo e ultimo set le ragazze di Santarelli giocano a ritmi mondiali. Egonu va in battuta e martella, De Craif mura e contrattacca. Volos si diverte dopo le belle difese delle compagne e dal 2 pari le Pantere volano disintegrando ogni resistenza avversaria fino al 12-2 con un 10-0 imperioso che chiude i discorsi. Ogbogu, come la collega olandese, chiude la saracinesca, 8 punti e 3 muri. Il resto, nonostante i numerosi cambi della panchina piemontese e i guizzi di Acrari ed Enright, è un monologo giallo-blu che con il positivo ingresso di Gerties fino al nuovo 25-16 che chiude il match e dà il via alla festa mondiale al Palaverde.